ad Azzano Decimo il 67enne Loriano Bedin ha confessato il brutale omicidio del patron di Tele Pordenone, massacrato a colpi di spranga nella sua casa di Porcia. Il movente è di natura economica. Dallo shock del paese a quello dei familiari della vittima per la responsabilità dello storico collaboratore. Era un amico, non riusciamo a crederci. Furto lampo al semaforo, quarantenne rappresentante orafo trevigiano derubato del campionario che aveva in auto la razzia nel padovano, i malviventi in fuga con $500.000 di bottino. Sottraeva banconote dalle raccomandate dirette alla Banca d'Italia, ma non solo. A scoprirlo i carabinieri che a Padova hanno arrestato una 48enne dipendente del centro di smistamento postale ed indagato una collega complice. Medio Oriente in fiamme, resta forte la tensione a Vicenza per la presenza della base USA, nuovo innalzamento dei livelli di sicurezza anche per possibili manifestazioni antagoniste. Dalla guarnigione un decalogo ai cittadini, se notate anomalie avvisateci. Intanto domani a Verona la cerimonia di inaugurazione delle Paralimpiadi all'Arena con Mattarella e Meloni, tra misure di sicurezza e polemiche per l'assenza dei portabandiera. 2 stone per il curling rubate nei giorni scorsi allo Stadio del Ghiaccio di Cortina, dove si stanno già disputando le prime partite delle Paralimpiadi Milano Cortina 2026. Rabbia ed indignazione per il furto. Lutto nell'imprenditoria veneta per la scomparsa di Antonio Maschio, tra i fondatori della Maschio Gaspardo di Campodarsego. Aveva 87 anni. Da oggi nelle farmacie veneziane disponibili 2.500 esemplari di un braccialetto che può rilevare se una bevanda contiene la droga dello stupro. Esperimento pilota in Veneto, pronti ad allargarlo a tutta la regione. Lo abbiamo provato per voi. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano la cronaca con il brutale omicidio del patron di Tele Pordenone. Un uomo ha confessato il delitto. È Loriano Bedin, 67enne, residente a Tiezzo di Azzano Decimo, l'uomo che ha confessato l'omicidio del patron di Tele Pordenone, proprietario dello storico garage Venezia, Mario Ruoso, ucciso brutalmente all'età di 87 anni nella sua abitazione a Porcia di Via del Porto. Bedin, storico collaboratore dell'imprenditore, durante l'interrogatorio nelle scorse ore in questura a Pordenone, davanti al pubblico ministero Federico Urban, ha ammesso le proprie responsabilità nell'omicidio. So che è una persona abbastanza educata, disponibile, buongiorno, niente, non avevamo altri tipi di rapporto. Io lo vedevo uscire la mattina perché andavo a lavorare e rientrare la sera. Nella notte gli agenti della Polizia di Stato erano arrivati nella sua abitazione di Via Toti, dove lo hanno trovato in compagnia della propria compagna, una cittadina straniera. Su di lei sono ancora in corso accertamenti da parte degli investigatori. Secondo una prima ricostruzione, Ruoso ha aperto la porta del suo attico al 7° piano al suo aggressore. A quel punto è stato colpito una prima volta alla testa con una spranga metallica. Il cavaliere è quindi scivolato, cadendo e battendo ulteriormente la testa contro lo spigolo di un mobile. L'uomo lo ha poi colpito nuovamente, più volte con la stessa spranga. Un omicidio particolarmente violento che ha scosso profondamente tutto il territorio. Subito dopo il delitto sono scattate le ricerche dell'arma. Gli agenti della Polizia di Stato, insieme alla scientifica, hanno setacciato l'area attorno alla palazzina, controllando i bidoni della zona lungo la strada statale 13, nota anche come Ponte Bana, il cortile interno e anche il deposito del garage Venezia. La spranga metallica utilizzata per l'aggressione è stata poi ritrovata nelle scorse ore a Prata di Pordenone, in una porzione del fiume Meduna, grazie al lavoro dei vigili del fuoco intervenuti su indicazione della Polizia di Stato, che ha concentrato le ricerche proprio lungo il corso d'acqua. Bedin è attualmente difeso d'ufficio dall'avvocato Walter Butignon. Sul movente sono ancora in corso gli accertamenti degli investigatori, ma tra le ipotesi al vaglio ci sarebbero possibili ragioni economiche alla base dell'omicidio. Ed il nipote di Mario Ruoso, intervistato da TV12, racconta lo shock di avere trovato lo zio riverso in una pozza di sangue. Non vedendolo, non sentendolo al telefono, mi hanno contattato e una volta arrivato lì in casa, insomma, mi sono trovato lo zio. Ancora sotto shock il nipote del cavalier Mario Ruoso, l'uomo che nelle scorse ore ha trovato il corpo dello zio all'interno dell'abitazione, riverso a terra in una pozza di sangue. Purtroppo ieri è stata una doccia fredda perché non era sicuramente giovanissimo, ma lo zio era in piena forma e nessuno di noi si sarebbe mai aspettato una cosa del genere, oltretutto con questa modalità.
Un ritrovamento che lo ha segnato profondamente, soprattutto per le modalità violente con cui si è consumato l'omicidio. Insomma, sicuramente se Bu si apre, non è uno sicuramente che pensava di aver paura di qualcuno o qualcosa, quindi sì, una persona serena da quel lato lì. Un imprenditore, sai, 1000 aziende, il periodo non è dei migliori, sicuramente era pensieroso e tutto, ma non da chiudersi in casa per paura di qualcuno, insomma, quello no, sicuro. Quando hai delle imprese, dei dipendenti da molti anni, ci sono sicuramente, può esserci qualche screzio, qualche cosa, come in una qualsiasi azienda, quindi quello non penso sia quella la motivazione a un gesto così, sì, così esagerato, così folle. A rendere la vicenda ancora più difficile da comprendere è l'identità del presunto killer, Loriano Bedin, 67enne, residente a Tiezzo di Azzano X, una persona che da una vita frequentava la vittima ed era considerato un amico di famiglia. Una persona che Mario ha aiutato in tutti i modi possibili, quindi sarei incredulo se confermassero questa cosa. Per noi, insomma, non è un granché perché Mario purtroppo non c'è più, però perlomeno, insomma, dare giustizia a un gesto del genere ti lascia un po' più non tranquillo, ma almeno, insomma, sereno. Ma dopo una nottata in questura, ho visto il lavoro che fanno, sono super positivo, insomma, da quel punto di vista. Ed ancora cronaca, derubato mentre era fermo al semaforo, è accaduto ieri pomeriggio a Noventa Padovana, vittima un orafo di Treviso a cui è stato rubato tutto il campionario. Sono le 15:50. Un quarantenne rappresentante orafo trevigiano è fermo al semaforo a bordo della sua Mercedes a Noventa Padovana, diretto verso Stra. Tutto accade in pochissimi istanti. Nella carreggiata opposta si affianca una BMW. Uno dei due occupanti scende, spacca il finestrino posteriore dell'auto del rappresentante orafo, si prende tutto il campionario e fugge. Un bottino ingentissimo che, secondo alcune indiscrezioni, si aggira sul €500.000 in oro e gioielli. Sotto shock l'uomo viene soccorso dai passanti. Sul posto arrivano anche i carabinieri. Tra i primi a essere informati il sindaco di Noventa Padovana, Marcello Bano, che spiega. Come potete vedere, tutta l'area è coperta da videocamere e quindi io volevo fare un avviso a questi delinquenti, a prescindere dall'etnia, dal colore, dalla razza, dalla religione, eccetera. Tutto quello che avviene a Noventa Padovana va direttamente in prima serata alle forze dell'ordine. Il colpo è stato filmato dalle telecamere di videosorveglianza del comune e anche di alcuni privati, individuata la via di fuga dell'auto che potrebbe essere stata immortalata anche dai numerosi varchi e targa system presenti a Noventa Padovana e nei comuni vicini. Questa è una zona molto trafficata dove per attraversare il semaforo ci si impiega diverso tempo, motivo per il quale, insomma, i passaggi sono stati ampiamente documentati. I carabinieri stanno restringendo il cerchio. Grazie alle immagini registrate non è escluso che l'uomo fosse seguito da tempo dai due che avrebbero aspettato il momento favorevole per mettere a segno il colpo. Sottraeva banconote dalle raccomandate della Banca d'Italia, ma non solo. I carabinieri hanno arrestato una dipendente del centro di smistamento postale, indagata anche una collega. Furti nella corrispondenza e banconote sottratte dai plichi postali destinati alla Banca d'Italia. È quanto hanno scoperto i carabinieri del nucleo operativo antifalsificazione monetaria di Roma, insieme ai militari del nucleo investigativo di Padova, al termine di un'indagine coordinata dalla Procura Padovana. Una dipendente di 48 anni del centro di smistamento postale di Padova è stata arrestata in flagranza con l'accusa di peculato continuato. Al termine del turno di lavoro è stata trovata con 2 banconote, una da €20 risultata falsa e una da €50 autentica, che secondo gli investigatori erano state sottratte da raccomandate affidate alla sua gestione. Indagata anche un'altra impiegata dello stesso centro. Durante una perquisizione domiciliare i carabinieri hanno sequestrato lettere, biglietti augurali, gadget e €680 in contanti, ritenuti presumibilmente proventi della corrispondenza trattata. Le indagini sono partite nel luglio del 2025 dopo la segnalazione della Banca d'Italia, che aveva rivelato numerose raccomandate inviate da filiali bancarie del Triveneto prive delle banconote
sospette che ne avrebbero dovuto contenere. Gli accertamenti, svolti anche con il supporto della sicurezza di Poste Italiane, hanno permesso di individuare il punto critico proprio nel centro di smistamento di Padova. Fino ad ora le forze dell'ordine hanno accertato 35 episodi di sottrazione di denaro e decine di aperture di plichi ordinari. L'esterno del centro studi di Bassano continua ad essere teatro di risse tra giovanissimi. L'esterno del centro studi di Bassano, dove ogni giorno arrivano più di 6.000 studenti e tutti gli insegnanti, è stato teatro di un'ennesima rissa ripetuta ancora nei giorni scorsi, con alcuni giovani che si picchiavano, come hanno documentato alcuni video, e molte decine che invece facevano da spettatori. Almeno uno degli studenti coinvolti frequenta l'istituto Remondini, altri sarebbero delle Einaudi, un ragazzo addirittura di una terza media. Resta forte la preoccupazione di genitori e docenti per un fenomeno che sta dilagando, amplificato anche dalla diffusione dei video. Pare che il bisogno appunto di trovare una collocazione sociale sia realizzato menando le mani, ma non è tanto diverso da quello che stiamo vedendo in questo momento a livello internazionale, cioè per far valere le tue ragioni usi la forza. Ogni generazione di giovani, dice il professor Merici, ha vissuto occasione in situazioni di violenza fisica o verbale. Non diamo troppa importanza a comportamenti che fanno parte del mondo dell'adolescenza, perché altrimenti da un lato rischiamo di amplificare veramente il fenomeno e secondariamente perché rischiamo di attribuire la patente di violento e bullo a persone che probabilmente non lo sono. È importante giudicare il comportamento, l'azione, ma non chi la mette in atto. Nella zona del centro studi sono stati intensificati i controlli e i passaggi delle forze dell'ordine. L'obiettivo è arginare un fenomeno che assomiglia sempre più alle fatiche internazionali della diplomazia. Noi che lavoriamo a scuola siamo convinti che le situazioni si sbrogliano utilizzando la parola. Se devo difendere le mie posizioni, lo faccio parlando. Se non sono in grado di argomentare, picchio. La cronaca giudiziaria da Vicenza, direttore di banca assolto dopo 10 anni dall'accusa di mafia, era stato arrestato e licenziato. Dopo 8 anni di attività di indagine e dopo un lungo processo nel corso del quale sono stati sentiti innumerevoli testi e sono stati acquisiti documenti, si è dimostrata l'assoluta estraneità rispetto ai fatti contestati del direttore della filiale di Busa di Vigonza della Banca Popolare di Vicenza, Federico Zambrini. È una restituzione di dignità che mette in evidenza la serietà dell'operato di questo dipendente, di questo dirigente, un professionista che si è sempre contraddistinto per la correttezza nel funzionamento degli istituti dove egli ha prestato la propria attività di direttore. Il suo difensore Roberto Rigoni Stern commenta il verdetto del Tribunale di Padova che ha assolto Federico Zambrini, 56 anni, di Piovene Rocchette, vittima dell'ennesimo caso di mala giustizia. La sua, dopo 6 mesi di ingiusti arresti domiciliari e altrettanti di obbligo di firma, è stata una carriera distrutta. Un incubo del tutto ingiusto, come più volte ha ripetuto il direttore dell'epoca della filiale di Busa di Vigonza dell'allora Banca Popolare di Vicenza, in procinto di prendere servizio a quella più prestigiosa di Bassano. Non avvenne perché fu arrestato per riciclaggio, perché ritenuto complice di una presunta associazione per delinquere dall'antimafia di Padova, come ipotetico consulente finanziario della criminalità organizzata. In realtà nulla di tutto questo, come aggiunge l'avvocato Rigoni Stern. Noi siamo contenti perché la giustizia è prevalsa in una situazione veramente drammatica che ha contraddistinto la vita di questa persona negli ultimi 8 anni. La difesa ha sempre sostenuto che Zambrini non potesse conoscere l'origine illecita delle somme movimentate sui conti, che l'operato del direttore era stato corretto. Assoluzione perché il fatto non sussiste.
Una sentenza che chiude un'angosciante vicenda culminata con il licenziamento, l'esposizione mediatica e un pesante prezzo personale pagato sia da Zambrini che dalla sua famiglia, che nessun risarcimento per l'ingiusta detenzione potrà restituirgli a causa di questi lunghi 8 anni vissuti sulla graticola della giustizia. Alta tensione in Medio Oriente, potenziata la sorveglianza attorno alle basi americane, il sindaco di Vicenza lancia un appello al governo. Sentiamo. Siamo molto preoccupati per l'escalation militare da parte degli Stati Uniti e di Israele nei confronti dell'Iran. Alta tensione in Medio Oriente. Il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, è molto preoccupato e lancia un appello. Da una città come Vicenza, che da decenni ospita 2 basi militari e che ha una storia di impegno per la pace e per la non violenza, arriva l'appello fortissimo a lavorare per la pace, a lavorare perché tacciano le armi. E proprio a Vicenza è allerta massima per le basi statunitensi della città. In queste ore il comandante della guarnigione Garrison dell'esercito americano ha fatto una sorta di decalogo della sicurezza per i militari statunitensi. In un intervento sui social raccomanda a tutti di restare vigili e, se qualcuno vedesse qualcosa, di avvisare la polizia militare o le autorità locali. La comunità, dice, ha la responsabilità di non condividere informazioni militari perché questo potrebbe mettere in pericolo i membri delle forze armate e le loro famiglie. Quindi, conclude, rimanete vigili e affidatevi alle informazioni ufficiali. Intanto l'acuirsi della crisi in Medio Oriente potrebbe portare a possibili proteste degli antagonisti. Una circolare sarebbe stata inviata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza italiana ai prefetti e ai questori per raccomandare un rafforzamento dei dispositivi di vigilanza sia sulle basi militari americane presenti nel paese che sui siti sensibili di interesse militare. E da Vicenza il sindaco lancia un messaggio al governo italiano. Una richiesta al nostro governo di impegnarsi fino in fondo in questa direzione insieme all'Unione Europea, e anche una richiesta al nostro governo di avere un'attenzione specifica per la nostra città, che da decenni ospita basi militari americane, quindi è doveroso che sia protetta, attenzionata anche con la presenza delle forze dell'ordine che da tanto tempo stiamo richiedendo. A Verona, ora, dove salta la tradizionale sfilata dei portabandiera alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi Milano Cortina. La decisione del Comitato Paralimpico arriva dopo le polemiche e i boicottaggi in merito alla riammissione degli atleti di Russia e Bielorussia. Scoppia la polemica alla vigilia dell'apertura delle Paralimpiadi nell'Arena di Verona. Per la cerimonia inaugurale non ci sarà la tradizionale sfilata dei portabandiera, una decisione quasi senza precedenti, paragonabile solo a Mosca 1980. Il Comitato Paralimpico Internazionale spiega che la scelta è dovuta alla lontananza dai campi di gara, ma il tema organizzativo non sembra essere l'unica questione sul tavolo. Dopo la riammissione della Russia e il conseguente rifiuto dell'Ucraina a portare la bandiera, 11 paesi hanno deciso di accodarsi per solidarietà, mentre la Francia non avrà i rappresentanti del suo governo. Una mossa che ha scosso in non poco le istituzioni. Io non sono d'accordo a dare questa possibilità alla Russia, ma signori, la Russia sta ogni giorno, lo dice Crosetto, ogni anno ci attacca con 11.000 attacchi cyber. Noi non vediamo, ma attenzione, prendono le nostre informazioni sui conti correnti, cioè si preparano a un attacco che invece potrebbe essere un blackout dei conti correnti, eccetera. Ma io perché devo fare sfilare della gente che da anni, tutti i giorni, mi attacca? Certo non mi attacca con i missili, ma non è che fa meno danni da quel punto di vista. Cioè io trovo che è una cosa a folle. Al posto degli sportivi sfileranno volontari, mentre immagini registrate dei portabandiera saranno trasmesse durante la diretta televisiva. È un peccato perché le Olimpiadi sono il simbolo più alto della pace, del dialogo, del confronto tra i popoli. Io credo davvero che attraverso anche manifestazioni sportive come queste noi dobbiamo continuare a lanciare il messaggio di pace per la pace, noi dobbiamo lavorare per la pace tra i popoli. Invece io penso che i grandi della terra, i potenti della terra, che sono tutti uomini tra l'altro, non stiano lavorando in questa direzione, e quindi credo che da parte delle persone, dei cittadini, ci debba essere anche un risveglio delle coscienze, perché l'Europa ha garantito la pace per oltre 70 anni, ma ormai da 4 anni, dopo che Putin ha aggredito in maniera
scellerata l'Ucraina, non è più così. È chiaro che il mondo cambia, dobbiamo parlare di esercito europeo, dobbiamo parlare di difesa comune, ma un conto è la difesa comune europea, un conto è il riarmo dei singoli stati. Una scelta comprensibile, quella dell'Ucraina, per l'eurodeputato Flavio Tosi. Se noi fossimo in guerra con l'Austria, grazie a Dio le guerre mondiali sono finite, ci sono costate milioni di morti in tutta Europa. Se noi fossimo in guerra con l'Austria non faremmo mai sfilare le bandiere austriache o suonare l'una austriaco in un nostro evento. Quindi è comprensibile da parte del popolo ucraino, degli atleti ucraini, che non vogliono, che non accettino che ci siano bandiere russe e l'inno nazionale russo alle Paralimpiadi, perché la Russia ha invaso l'Ucraina, che è un paese cristiano, europeo, pacifico, ammazzando centinaia di migliaia di ucraini, e quindi l'Europa deve fare questa valutazione. E alle Paralimpiadi Milano Cortina si registra intanto anche un episodio che ha suscitato indignazione proprio mentre sono iniziate le prime gare di curling allo stadio del ghiaccio di Cortina. 2 stone sono state rubate dall'impianto. Il furto è stato denunciato alla polizia. Le Paralimpiadi invernali Milano Cortina 2026 devono ancora vivere la cerimonia d'apertura in programma all'Arena di Verona, ma le prime gare sono già iniziate. Sul ghiaccio dello Stadio Olimpico di Cortina d'Ampezzo si stanno disputando gli incontri inaugurali del doppio misto di curling paralimpico, disciplina che fa il suo debutto proprio in questa edizione dei Giochi. Nelle ultime ore però dal palazzetto del curling sono scomparse 2 stone, le caratteristiche pietre in granito con manico utilizzate durante le partite. Il furto, anticipato dall'agenzia austriaca DPA, è stato confermato e denunciato alla polizia. Ogni stone ha un valore di circa 800 euro, un danno economico contenuto che comunque non comprometterà lo svolgimento delle gare, ma che ha provocato reazioni indignate nel mondo sportivo e istituzionale. Rimango veramente senza parole, nel senso che non è che stiamo parlando di una scatola di caramelle, quindi mi sembra che sì, veramente dispiace che accadano cose del genere, perché insomma non sono facili da portare via e soprattutto al di là del valore di per sé di 2 stone si comporta anche comunque dal punto di vista mio forse anche di rovinare tutta la serie, quindi rimango veramente così un po' allibito. Duro anche il commento del presidente della Regione Veneto Alberto Stefani, che ha definito l'episodio un atto vile e ingiustificabile, capace di offendere i valori delle Paralimpiadi e l'impegno di atleti, volontari e organizzatori. L'auspicio è che i responsabili vengano presto individuati. Intanto, mentre proseguono le indagini sul ghiaccio di Cortina, le competizioni continuano regolarmente in attesa dell'avvio ufficiale dei Giochi. Era stata rubata nel 1977 dal castello di Monselice. Preziosa statua lignea è stata recuperata dai carabinieri. A quasi 50 anni dal furto, i militari del Nucleo Tutela del Patrimonio di Venezia, insieme ai colleghi di Monza e il coordinamento della Procura di Bergamo, hanno ritrovato a Zogno, in provincia di Bergamo, una preziosa scultura del XIV secolo raffigurante la Madonna con bambino. L'opera era stata rubata nel 1977 dal Castello Cini di Monselice. All'epoca le fotografie della statua furono inserite nella banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti dai carabinieri, uno dei più grandi archivi investigativi al mondo dedicati alle opere d'arte rubate. Si tratta di una scultura lignea policroma a tutto tondo, alta 121 cm, attribuita all'ambito delle botteghe Pisano-Lucchesi, vicino allo scultore senese Francesco di Valdambrino, un manufatto di grande valore artistico e devozionale. Il recupero è stato possibile grazie al monitoraggio del web e all'uso di nuovi strumenti tecnologici e di analisi investigativa, che hanno portato gli investigatori a individuare l'opera in una pubblicazione scientifica e poi a localizzarla nel territorio bergamasco. Su disposizione della Procura di Bergamo, la scultura sarà restituita alla Fondazione Giorgio Cini di Venezia. Lutto nel mondo dell'imprenditoria veneta per la scomparsa di Antonio Maschio, tra i fondatori della Maschio Gaspardo di Campodarsego. Si è spento a 87 anni Antonio Maschio, cofondatore della Maschio Gaspardo, storica azienda di macchine agricole con sede a Campodarsego, in provincia di Padova. Con i fratelli Egidio e Giorgio aveva dato vita a una delle realtà industriali più significative della meccanizzazione agricola veneta. Nel 1998 fondò poi l'azienda Mascar, con sede a Grumolo della Badessa, in provincia di Vicenza, specializzata in macchine agricole per la Fienagione e la Semina. Corale il cordoglio arrivato da tutto il Veneto. Il presidente della regione, Alberto Stefani, ha
ricordato Maschio come non solo un grande capitano d'industria, ma anche un testimone del progresso sociale ed economico del Veneto nel secondo dopoguerra. Una persona che ha fatto la storia del nostro comune, perché assieme ai fratelli Egidio e Giorgio hanno fondato quello che oggi è un'azienda a livello mondiale, quindi credo sia stato un imprenditore illuminato e una gran bella persona. Io tra l'altro ho avuto anche l'onore di conoscerlo a livello professionale e personale, e quindi è un uomo sicuramente di grande spessore. Credo che ci siano tante persone qui a Campodarsio, ripeto, che ci sono e che ci sono state, che hanno fatto la storia del nostro territorio, e Antonio Maschio è sicuramente uno di questi. Parole di riconoscenza anche dal presidente del Consiglio regionale Luca Zaia, che ha definito Maschio un protagonista dell'imprenditoria veneta e della meccanizzazione agricola. Partito dal lavoro manuale, ha saputo trasformare esperienza e ingegno in un'impresa radicata nel territorio ma proiettata nel mondo. La storia dei fratelli Maschio, dalla produzione delle prime frese agricole fino all'espansione industriale e all'internazionalizzazione dell'azienda, resta uno dei simboli del saper fare veneto e della cultura del lavoro che ha segnato lo sviluppo economico del territorio. Da oggi nelle farmacie veneziane sarà distribuito alle giovani donne il braccialetto che rileva la presenza di droga nelle bevande. Vediamo come funziona. Un braccialetto per capire se nel cocktail possa esserci della droga. In occasione dell'8 marzo le ragazze che si recheranno nelle farmacie del territorio avranno in regalo un braccialetto particolare. Che braccialetto è? In che cosa consiste? Come si utilizza? Sì, si tratta di un test delle bevande, posso anche darvene una dimostrazione. È questo test che è in forma di braccialetto e la caratteristica è che è utile a combattere il cosiddetto drink spiking, che è quell'atto di aggiungere delle droghe, degli stupefacenti a delle bevande. E il test ha l'obiettivo di andare a identificare due stupefacenti che sono l'acido gamma idrossibutirico e la chetamina. Quelle che più frequentemente si utilizzano per stordire una ragazza e poi abusare di lei. L'utilizzo è molto semplice. Funziona semplicemente lasciando cadere una goccia di bevanda sul braccialetto e la colorazione assunta dal braccialetto va a indicare un'eventuale positività a questi stupefacenti. È monouso naturalmente. Sì, è monouso e ne distribuiremo 2500 gratuitamente in un centinaio di farmacie aderenti della provincia di Venezia. Se diventerà blu, molto probabilmente in quel bicchiere è stata messa della droga. La campagna Il consenso non si scioglie in un drink è stata promossa dalla consigliera Besio in collaborazione con Federfarma. La Regione fa moltissimo per quanto riguarda il tenere alta l'attenzione nel contrasto alla violenza sulle donne, con degli strumenti normativi, con il coordinamento, con le risorse. Libertà delle donne è un principio non negoziabile, quindi difendere la sicurezza nei luoghi della socialità, del divertimento, significa difendere l'autodeterminazione, difendere il fatto che le donne devono e possono divertirsi senza per questo sentirsi vulnerabili. L'obiettivo che ci siamo dati è quello di lanciare un'iniziativa sociale con lo scopo di distribuirlo gratuitamente e metterlo a disposizione il più possibile appunto al numero più ampio di interessati. Se è vero che ci rivolgiamo tipicamente a un pubblico anziano, che è quello che frequenta di più le farmacie, anche molti giovani vengono in farmacia e fanno domande, hanno bisogno di sostegno, hanno dei dubbi, hanno delle insicurezze, quindi siamo a disposizione. Se la risposta sarà soddisfacente, il bracciale potrebbe anche entrare in commercio. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Come sempre, dopo la sigla, l'appuntamento è con il nostro meteo e le previsioni del tempo sul nord-est. Arrivederci.